Compie 600 anni il Lazzaretto Vecchio di Venezia, la ricorrenza dà un nuovo impulso al progetto di un museo archeologico nazionale della laguna. Ce ne parlano Luca Colombo e Paolo Colombatti. Il morbo infuria, il pan ci manca, sul ponte svento la bandiera bianca. Probabilmente fu dalla loggia del Lazzaretto Vecchio, da secoli vi si isolavano gli infetti, che Arnaldo Fusinato compose i versi drammatici della resa all'Austria di Venezia insorta. Agosto 1849. Il ponte è quello della ferrovia, il morbo, il colera, ma il sogno risorgimentale di un'Italia unita e indipendente era solo rimandato per il Veneto di 17 anni. Per quello inseguito da tempo di un museo nazionale della laguna sull'isolotto a ridosso del Lido, se ne mettono in cantiere molti meno. 3-4 anni. L'isola è stata un deposito di polveri e di munizioni, quindi è necessario fare delle verifiche di approfondimento. Il sesto centenario del Lazzaretto Vecchio spinge il progetto. Se n'è discusso a Palazzo Grimani. Il museo ha una direttrice e un finanziamento iniziale di 2,5 milioni di euro. L'obiettivo è raccontare la storia della laguna di Venezia, quindi non della sola Venezia, ma proprio di tutto il territorio, dalle origini, dalla preistoria, partiremo con il Neolitico, fino all'età moderna. L'isola, come sapete, è già visitabile su appuntamento tramite Archeoclub e compatibilmente con i lavori che sono in corso. Non era l'unico baluardo sanitario della Repubblica di Venezia, all'avanguardia in Europa nella prevenzione e nel contenimento dei contagi. Grazie ad Ecosclub e all'Archeoclub d'Italia, il Lazzaretto Nuovo accanto a Sant'Erasmo si visita da tempo, un ecomuseo, frontiera della storia e scrigno ambientale in Laguna Nord.